Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG e massima allerta in tutta Italia e anche nel Veneto dopo l'attentato di ieri sera a Bruxelles. Un tunisino islamico, un radicalizzato che è stato tra l'altro anche in Italia, era già stato a Bologna e a Genova, ha ucciso due tifosi svedesi. Era prevista la partita Belgio-Svezia ieri sera, che è stata subito sospesa, e quest'uomo, un tunisino, ha sparato con un Kalashnikov sulla gente proprio per le strade dopo essere sceso da una moto. È stato poi individuato e ferito dalla polizia ed è morto successivamente. Vediamo il titolo del Fatto Quotidiano. A Bruxelles la polizia ha ucciso l'attentatore. Chi era? Il seguace ISIS radicalizzato, noto agli 007, i suoi viaggi in Italia, quel buco lungo 3 anni della sicurezza belga. Uomini sono cani sciolti, non fanno parte dell'ISIS, di Al-Qaeda o di altre organizzazioni. Oggi si sta parlando molto di Hamas per via della guerra tra Israele e terroristi islamici. Sono uomini che colpiscono indiscriminatamente quando meno ci si aspettano gli attentati. Quindi massima allerta in Italia. Siamo andati a sentire i cittadini, ovviamente c'è preoccupazione, c'è paura anche nelle nostre comunità, tanti gli obiettivi sensibili, è stata aumentata ovviamente la protezione. Sentiamo cosa hanno detto i bassanesi ad Alex Giuliano. Alla luce anche delle notizie che sono arrivate ieri da Bruxelles con gli attentati e insomma dagli allarmi che comunque si sono segnalati anche nei giorni scorsi a Parigi, le chiedo, lei si sente al sicuro? Affronterebbe un viaggio magari all'estero in questo momento? Essere sincera, proprio no. Non mi sento al sicuro neanche qua a Bassano, perché la gente sembra tutta impazzita. Ci sono dei malesseri che vengono alla luce così con questi atti estremi, no? Lì per un fatto di religione, qua per un fatto magari di insoddisfazione, quindi sono molto preoccupata, specialmente per il futuro, per i miei nipoti, perché i figli ormai sono grandi, ma i miei nipoti sì, sono molto preoccupata. Qui vi sentite al sicuro? Cioè nel senso, lei anche per i viaggi, per spostarsi, si sente al sicuro in questo momento? Assolutamente no, in questo momento non mi sento proprio sicuro. Quindi eviterebbe magari viaggi magari anche in Europa o all'estero? Certamente in questo periodo sì. Specialmente in Francia così è un po' rischioso. Adesso come adesso è un po' pericoloso dappertutto. Lei comunque è venuto qui a Bassano in visita, non ha avuto paura, diciamo, di spostarsi? No, qui no, almeno spero che non succeda niente, però non credo, però non si sa mai. Visto anche ieri sera là in Belgio, no? Là, non so, quello là che ha ammazzato due tifose al giorno d'oggi. Nelle città c'è da aver paura, penso. Vi sentite al sicuro? È un momento giusto per viaggiare? Come si vive questo momento? Beh, un po' male, perché hai sempre paura di trovarti in un frangente del genere, però insomma qua da noi siamo veneti anche noi, ecco, ci sentiamo un po' sicuri, insomma, ecco. Io vorrei la possibilità di potermi difendere in quel momento lì. Quello che ha sparato, sì, avevo la possibilità e lui restava lì, non andava via. Che clima si respira un po' in questo momento qua? C'è un po' di timore, soprattutto magari nell'affrontare viaggi all'estero? All'estero cerchiamo di evitare le zone, quelle che sono già destabilite, che non sono sicure. Bisogna sempre informarsi prima di partire, informarsi bene, però il voglia di viaggiare c'è sempre, perché per noi la cultura, sapere, guardare, conoscere è una cosa che ci manca perché ci piace. Anche nelle piccole zone, nei piccoli paesi, a noi ci piace molto guardare, conoscere la cultura e soprattutto i posti belli che abbiamo, sono troppo belli per non andarli a vedere. E ieri sera è arrivata la rivendicazione dell'attentatore prima che la polizia lo individuasse e lo ferisse. Ricordiamo che poi è morto per le ferite riportate, ma prima dell'attentato aveva ovviamente fatto la sua rivendicazione attribuendo l'attentato all'ISIS. الحمد لله عبد السلام جيلاني مفتاح الأسود
مجاهد في سبيل الله في الدولة الإسلامية، حب من حب وكره من كره. نحن نعيش من أجل ديننا ونموت من أجل ديننا. الحمد لله. أخوكم عبد السلام انتقم من المسلمين، قتلت 3 سويديين الآن. الحمد لله الحمد لله. قابل ربي سبحانه وتعالى وقابل الرسول صلى الله عليه وسلم فرح المسرور بإذن الله. واللي عملت مع حاجة خايبة يسامحني لوجه الله، وأنا مسامح الناس الكل. يلا السلام عليكم. E questa era la rivendicazione del terrorista islamico. Oggi tanta cronaca dal Veneto, ovviamente ricordiamo che c'è la massima allerta per l'antiterrorismo. Andremo ad Asolo, ci collegheremo con Francesca Bozza, perché c'è stato un altro incidente inquietante di un autobus che ha perso il controllo. L'autista ha perso il controllo ed è finito contro un plateato, che è stata sfiorata la strada. Ci collegheremo tra poco con Francesca Bozza. E poi purtroppo anche altri incidenti che abbiamo riscontrato qui in Veneto, di cui vi daremo conto. Andiamo avanti con la cronaca nera. È ricoverato nel reparto di pediatria dell'ospedale di Padova un bambino di 9 anni che vive con la famiglia nel Piovese. Il piccolo sarebbe stato massacrato di botte per alcuni mesi dal patrigno indagato dalla Procura di Padova per maltrattamenti in famiglia e lesioni volontarie. Il servizio è di Chiara Gaiani. Protetto e curato dai sanitari e seguito da una neuropsichiatra infantile, è ricoverato da una settimana un bambino di 9 anni originario del Piovese. Nel reparto di pediatria dell'ospedale di Padova era arrivato con evidenti segni di percosse e frustate su più parti del corpo e malnutrito. Un dramma scoppiato una settimana fa, quando le maestre vedono arrivare il piccolo a scuola con botte sul viso e sulle braccia, un ematoma all'addome, incapace, tanto è il dolore di sedersi. Non è la prima volta che accade. Le insegnanti decidono di agire. Immediata la segnalazione al 118, scatta subito anche quella alla Procura di Padova, come sempre avviene per fatti di tale gravità. Alle maestre il bambino ha raccontato di essere stato picchiato dal compagno della mamma per non aver obbedito ai suoi ordini, un racconto che combacerebbe con le lesioni riscontrate sul suo corpo martoriato, documentate dai sanitari e ritenute incompatibili con cadute accidentali e frutto di percosse con cinghie e corpi contundenti. Il sospetto è che possa essere stato picchiato con cavi elettrici e poi con calci e pugni. Il PM Sergio Dini apre un fascicolo. A testimoniare viene chiamata la mamma, che agli investigatori avrebbe ribadito che il bambino si è fatto male da solo. Nel frattempo viene iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni volontarie il patrigno, un moldavo di 39 anni raggiunto da un provvedimento di divieto di dimora nel comune di residenza del bambino e di allontanamento dalla casa familiare, con il divieto assoluto di avvicinare la vittima e i luoghi frequentati senza autorizzazione del giudice. In ospedale nel frattempo il bambino è stato preso in carico dal reparto, che sta seguendo la vicenda in stretto contatto con i servizi sociali e la costante presenza di personale esperto. Qui per ora non è ammessa neppure la mamma, se non in modo protetto. Di Chiara Gaiani. Vediamo un altro caso di violenze e di maltrattamenti. Per 13 anni aveva segregato in casa la moglie, più volte maltrattata e percossa, e dopo la denuncia di quest'ultima l'uomo è stato allontanato da casa dal giudice. Purtroppo la cronaca ci insegna che questi allontanamenti spesso sono soltanto virtuali, perché poi si riavvicinano alle mogli, alle ex mogli, e fanno delle stragi, come è successo l'altro giorno, nonostante ci fosse un braccialetto elettronico che non funzionava. Ma vediamo questo caso sempre a Padova. La prima volta era finita al pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella a fine luglio, la seconda volta a inizio ottobre. È stata in questa occasione che una trentenne originaria del Marocco ha trovato il coraggio di denunciare il marito aguzzino, un connazionale di 38 anni, padre dei 3 figli minorenni. Per 13 anni l'uomo l'avrebbe di fatto segregata in casa, impedendole qualsiasi contatto con l'esterno, picchiandola più volte con pugni e manate sul viso e sulla testa e permettendole di uscire solo per fare
fare la spesa una volta alla settimana. La stessa sorte sarebbe toccata anche alla figlia adolescente. Del fatto è stata informata la Procura di Padova, che ha convocato la vittima, sentita dal PM Sergio Dini. Nei confronti del marito, accusato di maltrattamenti aggravati, è stato emesso dal GIP un ordine di allontanamento dalla casa di famiglia. E questa era Chiara Gaiani. Vediamo se ci sono collegamenti. Abbiamo previsto i collegamenti sugli sfratti con Filippo Fois. Pensate che Venezia è la capitale degli sfratti, 2000 le richieste e un record degli sfratti già eseguiti, per cui ci collegheremo con Filippo Fois tra poco, con anche Bassano del Grappa per le novità che riguardano il Ponte Nuovo, che è stato riaperto a ciclisti e pedoni, e poi avremo appunto la serie degli incidenti, partendo appunto dalla strage sfiorata ad Asola. Un altro autobus, dopo i due incidenti gravissimi di Mestre, in particolare quello di Cavalcavia con 21 morti e tantissimi feriti, è quello di via Carducci, sempre a Mestre, con dei feriti, incidente provocato a quanto sembra in quel caso da un malore dell'autista. Allora vediamo con Francesco Ceron, oggi c'è Fabio Falliero, vediamo la sospensione dei bus elettrici a Padova, perché sono stati sospesi, come sapete, a Venezia, ma è stata decisa anche la sospensione dei trasporti pubblici, dei bus elettrici a Padova. Vediamo. Dopo la strage del Cavalcavia e l'incidente di sabato sera a Mestre, che ha coinvolto 2 autobus elettrici Yutong in uso alla società di trasporti La Linea, c'è cautela da parte delle amministrazioni comunali che utilizzano nella loro flotta di mezzi del trasporto pubblico bus elettrici. Le verifiche anche a Padova sono scattate all'indomani della tragedia del Cavalcavia di Mestre, costato la vita a 21 persone. Nella flotta di 550 mezzi in città sono presenti solo 2 autobus della casa produttrice cinese. Sono in servizio da 2 anni e fino ad oggi, secondo i report dell'amministrazione comunale, non hanno mai dato problemi. Bus Italia, già dopo l'incidente del Cavalcavia di Mestre, per scrupolo li ha fermati e sottoposti a ulteriori controlli. In servizio a Padova ci sono diversi bus elettrici, gli Yutong, i bus che oggi tutti discutono, ne abbiamo 2. Bus Italia ha deciso di fermarli in maniera precauzionale dopo l'incidente di Mestre. Sono bus che in realtà già da un paio d'anni non hanno mai dato particolari problemi, sono già stati fatti delle ispezioni e tutto è assolutamente nella norma. Bus Italia dice che comunque attenderà ulteriori indicazioni su quanto emerge dopo l'indagine di Mestre per continuare, per rimetterli su strada. Una verifica che si è conclusa positivamente senza rilevare alcun malfunzionamento, ma in attesa di conoscere gli esiti delle perizie disposte dalla Procura nell'ambito dell'indagine sulla strage di Mestre, sono comunque sospesi dal servizio e non sono in circolazione. Nella flotta padovana sono presenti altri 5 bus elettrici in circolazione dal 2018, prodotti però da un'azienda diversa dalla Yutong. Ci collegheremo tra poco con Francesca Bozza in diretta da Asolo per darvi conto di quello che è successo, l'ultimo incidente con un autobus che si è schiantato su un plateatico e è stata sfiorata una strage. Ma adesso andiamo sempre sugli incidenti stradali da Chiara Gaiani a Padova, perché c'è un record di incidenti stradali mortali nel 2022 in provincia di Padova. A te Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Andrea Benetti ci troviamo proprio a margine della circonvallazione interna della città di Padova. Come dicevi tu, purtroppo Padova e la sua provincia conquistano il triste record di morti sulle strade. Nel 2022 sono stati in totale 64, la seconda provincia purtroppo proprio a stretto contatto con quella di Padova è Treviso con 63, perché sicuramente la molle di traffico, la ripresa anche del traffico
traffico dopo la pandemia, dopo lo stop del coronavirus, ma abbiamo analizzato questo triste dato con il vicepresidente di ACI Padova, Nicola Borotto, che abbiamo intervistato. Allora io vi propongo la riflessione di Nicola Borotto sul perché la provincia Euganea conquisti questo triste primato, poi la linea può tornare a voi. Sì, è un primato triste, è un primato che fa riflettere, per più di un motivo. Allora, teniamo conto che Padova non solo è la provincia più popolosa del nord-est, perché con il nostro quasi 1 milione di abitanti, se guardiamo i dati, noi siamo una delle province più ricche d'Italia, ma anche una delle più popolose, sicuramente del Triveneto. La dice lunga perché le arterie che attraversano la provincia e la città sono poi l'origine del maggior numero di incidenti. Noi dobbiamo tener conto che in provincia abbiamo la provincia che è attraversata dalla A4, e quindi Venezia, Milano, Torino, che è attraversata dalla A13, che è attraversata dalla Valdastico, che è attraversata dalla strada statale Romea, insomma dalla Adriatica. Abbiamo qualche sito e qualche nervo scoperto che sarebbe bene metterci tutti attorno a un tavolo per vedere l'origine dei guai che stiamo subendo e che fanno sì che noi abbiamo questo bollettino di guerra. Poi c'è il grande nemico della sicurezza stradale che è il telefonino. Il telefonino è la distrazione per eccellenza. Questo è uno degli elementi per cui dicevo prima, no, che noi rispettiamo più le regole. Allora, una delle battaglie che l'ACI fa, che è duplice peraltro, è far sì di utilizzare il meno possibile il telefonino alla guida, sicuramente, e se fosse possibile di eliminarlo per le patenti professionali. È fuori discussione, è inconcepibile che noi abbiamo autisti, patenti professionali, autisti di autobus, autisti di mezzi pesanti che guidano mezzi da 450 quintali, 440 quintali, autosnodati, autoarticolati, che creano poi a seguito della distrazione incidenti mortali veramente impressionanti. Pensiamo a quello dell'estate scorsa in Corso Australia, che quello è stata una distrazione sicuramente, e causa del telefonino, causa della distrazione. Allora andiamo avanti con una serie di incidenti stradali, non facciamo altro che parlarvene. Stamattina alle 7:10 i vigili del fuoco sono intervenuti in via delle Campagne a Vedelago per un incidente tra un'auto e un camion che trasportava ghiaia, è finito rovesciato fuori strada, ferito l'automobilista. I pompieri arrivati da Castelfranco e Treviso con l'autogru hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l'automobilista preso in cura dal personale sanitario del SUEM e trasferito in ospedale. Illeso l'autista del mezzo pesante, la polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo le 8:30. E poco dopo le 8 di oggi 2 squadre dei vigili del fuoco di Verona sono intervenute in via Flavio Gioia per un incidente. Percorrendo la viabilità nei pressi del casello autostradale di Verona Sud, un auto articolato che trasportava patate si è rovesciato ed è rimasto in bilico sulla viabilità sottostante. I pompieri hanno tagliato il parabrezza del mezzo e consentito l'uscita al conducente che era rimasto intrappolato in cabina. Per precauzione l'autista è stato condotto per controlli presso l'ospedale di Verona dal personale SUEM 118. L'evento ha provocato ripercussioni sulla viabilità gestita da Postrade e Polizia Locale. Le operazioni di recupero del mezzo e del carico sono ancora in corso. Vedete che razza di incidente, proprio un mezzo pesantissimo che si è appoggiato ad un New Jersey, poteva andare peggio anche stavolta. Un'auto in fiamme davanti alla caserma dei Carabinieri di Boara Pisani, paura per 2 coniugi, le fiamme sono state domate grazie al tempestivo intervento del comandante di stazione che si è accorto
del rogo guardando il monitor che riproduce le immagini del circuito di videosorveglianza. La coppia era all'interno dell'auto spaventata, è scesa per cercare il riparo ed è stata immediatamente raggiunta dal maresciallo che con un primo estintore recuperato in caserma ha cominciato a spegnere le fiamme che nel frattempo erano partite dal cofano. Questo è proprio diciamo, il modo di comunicare proprio delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco in modo molto schematico. Allora dovremmo avere collegata da Asolo per la serie incidenti, in questo caso un incidente che poteva avere gravissime conseguenze. Francesca Bozza, un autobus è piombato sul plateatico di un bar. A te la linea, Francesca. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Hai detto bene, poteva avere conseguenze drammatiche. Basta vedere con le immagini di Alberto Pivetta come è ridotto oggi il plateatico del bar commercio qui proprio nel cuore di Asolo. Questo pulmino è piombato sul plateatico, fortunatamente era giorno di chiusura, fortunatamente non c'era nessuno. Con me li ringrazio il titolare del bar commercio Gianni Reginato e il sindaco di Asolo Mauro Migliorini. Insomma, nella sfortuna è andata bene che non c'era nessuno. È andata molto bene, avevamo chiuso da un'oretta, essendo che il lunedì è l'unico giorno che chiudiamo un po' prima, facendo 7/7, ci dedichiamo una serata alla famiglia. È andata bene, un'oretta prima c'erano 3, 4, 5 tavolini seduti fuori, era una catastrofe. Invece il pulmino abbiamo raggiunto telefonicamente l'autista che è il titolare della ditta De Zen, che non se l'è sentita di lasciare dichiarazioni, ma ci ha raccontato, ha detto: io avevo parcheggiato, stavo aspettando che uscissero dalla pizzeria di fianco al bar commercio un gruppo di studenti americani per riaccompagnarli nei loro alloggi. Questa manovra la faccio ogni giorno, più volte al giorno, avevo parcheggiato, stavo scendendo, probabilmente, dice, con la mano, con un ginocchio, inavvertitamente ho toccato il pomolo del drive che ha messo in moto il furgoncino. A quel punto è stato impossibile poi controllarlo e da qui insomma quello che è accaduto. Lei diceva, signor Reginato, che conosce l'autista, è un suo cliente ed era sotto shock. Sì, al pomeriggio era venuto a bere un caffè, come spesso accade, era sotto shock. Dispiaciutissimo, poi è stato raggiunto dal figlio che gli dà una mano nell'impresa, è arrivata anche la moglie, la figlia, tutti distrutti dall'accaduto, perché si sono resi conto che poteva andare molto peggio, e distrutti anche per aver rovinato insomma parte del plateatico, dunque rovinare un po' il lavoro che in questa stagione è ancora ottimo. Ecco perché per voi è anche, oltre ai danni, ma è anche poi le ripercussioni economiche di non poter usare il plateatico. Sì, al momento stanotte siamo stati qua io e mio fratello a lavorare per riuscire ad aprire metà pedana, e l'altra metà al momento è totalmente inagibile. Stiamo parlando con dei tecnici per ripristinare la sicurezza e riaprire in sicurezza, anche se non in perfetta bellezza come era prima, però almeno riuscire a riaprire, visto che turisti ce ne sono, il lavoro si lavora bene, e speriamo di rifare in velocità. E da notare che ci sono stati danni anche al plateatico della vicina pizzeria, e anche qui si è al lavoro per capire come ripristinare quanto prima la situazione. Sindaco, lo ribadiamo, nella sfortuna, per fortuna non c'era nessuno che camminava per di qui, non c'era nessuno che transitava in bicicletta, insomma è andata bene. Assolutamente sì, quindi il primo dato è proprio questo, che né l'autista ha avuto danni fisici, immagino che dal punto di vista psicologico sia stravolto anche per ciò che gli è accaduto pochi mesi fa, e nella sfortuna, la fortuna ha voluto che il locale in quel momento fosse chiuso. Fosse accaduto un paio d'ore prima o in qualsiasi altra serata di questa settimana, saremmo qui probabilmente a discutere di altro, di tragedie personali e familiari. Quindi i danni ci sono, loro hanno sia la bar che la pizzeria hanno i loro tecnici, i loro periti, le assicurazioni, stanno facendo tutte le verifiche del caso. Per quanto riguarda invece la parte pubblica, al di là di qualche segnale stradale rovinato, non ci sono stati danni rilevanti.
Io ringrazio e li lascio andare, grazie al sindaco Mauro Migliorini, grazie e naturalmente buon lavoro, in bocca al lupo. Gianni Reginato diceva il sindaco, infatti Michele De Zena era approvato quando l'abbiamo contattato, gentilissimo, ci ha raccontato, ma ha chiesto di non essere intervistato perché lo scorso giugno era rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale lungo la Treviso Mare, in uno scontro frontale con un altro auto, erano morti 2 ragazzi a bordo di quest'auto e un'amica di De Zena che viaggiava al suo fianco, e dunque possiamo comprendere lo stato d'animo per lo shock vissuto e per questo incidente. Francesca. Un pulmino coinvolto, e la notizia dunque fa ancora più effetto perché in qualche modo arriva dopo diversi giorni dall'incidente di Mestre, di quel pullman finito contro un palo, e naturalmente dalla strage del cavalcavia di Mestre. Ricordiamo che oggi alle 3:30 ci saranno i funerali dell'autista di Alberto Rizzotto. Francesca, solo una cosa per essere precisi, questo mezzo era in sosta, se ho capito bene, no? Era stato parcheggiato? Sì. Ma improvvisamente, voglio dire, Era stato parcheggiato qui, direttore, dove vedi dove c'è adesso questo furgoncino qui, era stato parcheggiato, l'autista stava per scendere, lo aveva fermato proprio per scendere, per andare a vedere se questi studenti stavano scendendo, stavano arrivando dalla pizzeria dove stavano cenando, e nella manovra di parcheggiare, di scendere dal mezzo, ci ha raccontato: probabilmente ho inavvertitamente messo in driver questo pulmino che è automatico, e dunque al cambio automatico, e dunque c'è una manopola, e probabilmente col ginocchio o anche con la mano l'ho inavvertitamente toccata, e a quel punto si è messo in moto tutto. È pazzesco, perché in genere non si tira il freno a mano, c'è una lieve discesa e il mezzo parte da solo, no? L'abbiamo visto in questo caso si è rimesso in moto per una distrazione del conducente, ha fatto quello che abbiamo visto nelle immagini. Grazie molte Francesca, grazie. Grazie direttore. Grazie a tutti, ai tuoi ospiti. Questo ci induce a pensare e a riflettere su quanto può accadere. Basta un attimo di distrazione, non soltanto sono guasti meccanici o malori o colpi di sonno, no? Può essere anche un gesto inavvertitamente fatto che può provocare queste. Per cui davvero bisogna che si stia sempre molto attenti. Ricordava Francesca Bozza che domani alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di Tezze di Vazzola saranno celebrati i funerali di Alberto Rizzotto, il 40enne alla guida del mezzo precipitato dal cavalcavia la sera del 3 ottobre. La cerimonia funebre sarà anticipata da un rosario recitato nella stessa chiesa, sempre alle 15, mezz'ora prima del funerale. Ci ha lasciati con un caro ricordo nel cuore, si legge nell'epigrafe, dove accanto al volto sorridente di Rizzotto, ritratto in uno di quei selfie che amava farsi davanti agli autobus che guidava prima della partenza. Intanto la famiglia di Rizzotto ha nominato un proprio consulente per le perizie che la Procura ha disposto sulle barriere e sul cavalcavia dello Scanto. Saremo presenti su tutti i fronti, ha detto il legale della famiglia Francesco Stino. E un video riprende l'auto che sfonda la vetrina di una pizzeria. Fortunatamente nessun cliente del locale è rimasto coinvolto. È successo a Ponte San Nicolò, in provincia di Padova, al servizio di Francesco Rattai. Poteva avere conseguenze tragiche l'incidente di domenica sera alle 23:30 al locale La Mafaldina di Ponte San Nicolò a Padova. Come si vede dal filmato delle telecamere interne del locale, una vettura, una Lancia Y, piomba dentro la pizzeria abbattendo una vetrata. Nonostante l'ora tarda, all'interno del locale era presente una coppia che stava cenando e fortunatamente è stata solo sfiorata dal crollo della vetrina. La conducente del veicolo è una 28enne di Ponte San Nicolò che per evitare un altro mezzo ha sterzato bruscamente andando a distruggere la vetrata del locale. La conducente dell'auto, subito soccorsa, è apparsa sotto shock ed è rimasta leggermente ferita. Per i due avventori, invece, tanta paura, ma nessuna conseguenza. Danni ingenti, invece, alla struttura del locale, che è stato momentaneamente chiuso per accertarne l'agibilità.
Incidenti che sono provocati da persone di tutte le età, molti sono gli anziani protagonisti, ma anche neopatentati. In questo caso un ragazzo che ha provocato un incidente ed è scappato ed è stato scoperto dalla polizia che gli ha revocato la patente. Ha provocato un incidente ma non si è fermato. È stato individuato questa mattina dalla Polstrada il conducente del furgone che venerdì pomeriggio in via Scardovara a Piove di Sacco ha causato un incidente stradale ed è scappato. Si tratta di un 24enne moldavo. Il ragazzo, forse a causa dell'alta velocità, ha invaso la corsia di marcia opposta scontrandosi con 3 auto, fortunatamente senza provocare feriti. Poi è fuggito. Un testimone però è riuscito a descrivere con precisione il furgone e la polizia stradale di Padova è riuscita a risalire alla ditta titolare del mezzo e al conducente, un dipendente 24enne dell'azienda. Per fortuna nell'incidente non ci sono stati feriti, ma il conducente, che si era dato alla fuga, è neopatentato e così è stato sanzionato con la decurtazione di 42 punti e la sospensione della patente di guida fino a 3 mesi. E adesso andiamo in diretta a Venezia, che è la capitale veneta degli sfratti. Sentiamo in diretta da Piazzale Roma Filippo Fois. A te Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo in compagnia di Daniele Giordano, segretario generale della CGIL di Venezia, per questo dato che definirei quasi clamoroso, perché la seconda città per sfratti è Verona, che però è molto distaccata rispetto a Venezia. È molto distaccata, buongiorno a tutti, perché siamo in una condizione in cui Venezia emerge nel Veneto come il territorio, l'area metropolitana in cui nel 2022, a seguito del blocco degli sfratti dovuto al Covid, nel nostro territorio si rappresentano uno sfratto su 3. Questo vuol dire che l'emergenza per il territorio dell'area metropolitana di Venezia è molto grave, molto pesante, tant'è che siamo addirittura il 5° territorio in Italia. Quindi per noi da questo punto di vista il fenomeno non può essere sottovalutato e segnala un'emergenza sociale che va affrontata. Ecco, ogni 3 sfratti, quindi in Veneto, uno avviene proprio qua. Vi siete domandati perché quali siano i motivi? Ma è indubbio che i motivi sono chiaramente molteplici. Intanto c'è sicuramente l'elemento anche della morosità incolpevole che colpisce molte famiglie, questo vuol dire le famiglie che perdono il reddito, che perdono il lavoro. Da questo punto di vista una prima richiesta che facciamo è che auspichiamo che il governo rifinanzi in maniera decisa questo fondo proprio per sostenere le famiglie. Quindi sicuramente in alcuni casi c'è un problema di sostenibilità degli affitti. Dall'altra c'è una scelta dei proprietari che è quella di togliere dal mercato degli affitti rivolto a lavoratori, alle famiglie, a pensionati e di guardare esclusivamente all'affitto turistico. Questo per 2 ragioni. La prima è sicuramente quella della redditività. L'affitto turistico, sappiamo tutti, in questo momento rende molto di più dell'affitto alle famiglie, ma soprattutto molti proprietari denunciano la preoccupazione, la paura di non poter riscuotere i canoni proprio per le condizioni anche che vivono molte famiglie. Per questo noi non buttiamo la croce ovviamente addosso a nessuno, ma quello che diciamo è che servono garanzie se vogliamo incentivare gli affitti, non solo far diventare il canone concordato quello che oggi rappresenta l'unica soluzione aggevolata in termini fiscali ed economici, da un lato per i proprietari e dall'altro per gli inquilini, ma fare in modo che esistano anche dei fondi di garanzia per cui i proprietari siano incentivati ad affittare a famiglie e non solo guardare al mercato turistico, che non è più un problema della città storica, della città d'acqua, ma che riguarda Venezia, la sua terraferma, il litorale e rischia di, da questo punto di vista, interessare l'intera area metropolitana. Ecco, per quello che riguarda tra l'altro Venezia città, uno degli ultimi dati che sono stati resi noti peraltro da Federalberghi dice che per ogni chilometro quadrato c'è una densità di 5.050 turisti a Venezia, non giornalieri, proprio stanziali che soggiornano, questo per dire come oramai tutto sia occupato dal turismo. Noi ringraziamo Daniele Giordano e restituiamo la linea allo studio. Grazie a Filippo Fois e a Giordano. Vediamo adesso una notizia che viene data con ampio risalto su tutti i giornali locali e non solo. Olimpiadi Milano-Cortina, dopo il no alla pista da bob, i giochi del 2026 sono sempre più lombardi. Il sindaco di Milano Sala rincara la dose, villaggio unico a Livigno, quindi potrebbe saltare anche il progetto del villaggio olimpico della Perla delle
Dolomiti. E su tutto questo vediamo il servizio di Tiziana Bolognani. È finita come si poteva immaginare, non da ieri ma da almeno un anno, quando l'aumento del costo delle materie prime e le tempistiche facevano tremare le vene e i polsi. Cortina non sarà la sede delle Olimpiadi invernali per le gare di bob, slittino e skeleton. L'annuncio, che da giorni si attendeva, è arrivato stamattina dall'altra parte del mondo. Dall'India il presidente del CONI Giovanni Malagò a Mumbai per la sessione del CIO ha riferito di aver avuto la comunicazione ufficiale dal governo. Meloni e C non intendono proseguire con il progetto per la costruzione dello sliding center a Cortina. Le motivazioni ufficiali della sentenza ferale per Cortina, il Veneto e il sistema paese, come nella migliore tradizione giuridica, non sono ancora state rese note. Quel che si sa è che la decisione è stata condivisa dal CIO, che per bocca dello stesso suo numero 1, Thomas Bach, non ha mai fatto mistero sui dubbi relativi alla sostenibilità dell'opera. Ed era da tempo chiaro a tutti che lanciarsi nella costruzione della nuova Eugenio Monti sarebbe stata una missione impossibile. Tra ritardi e costi clamorosi naufraga nel peggiore dei modi il sogno del bob olimpico, non solo per Cortina ma per l'Italia, visto che per le gare bisognerà emigrare all'estero, in Austria forse, o forse in Svizzera, si vedrà. Per molti uno schiaffo alla regione del Veneto, che fa più male perché arriva dal governo amico. Che oggi, se sarà confermata, immagino di sì, non lo so, cercheremo di capire meglio questa decisione. Noi porremo una questione, che è una questione non irrilevante, che chiediamo la redistribuzione delle venie olimpiche. Significa che le discipline olimpiche, che oggi sono, diciamo, in maniera molto schematica e solida distribuite tra l'area dolomitica e la Lombardia, deve essere assolutamente ridisegnata. Non è un tabù, visto considerato che accade un po' in tutte le Olimpiadi, che fino all'ultimo istante la certezza di dove si svolgeranno le gare non c'è, e quindi noi chiediamo, qualora il bob non ci fosse più, di ridisegnare la distribuzione delle gare. Così il presidente Zaia: non possiamo pensare che le Olimpiadi a Cortina saranno le Olimpiadi meno il bob. E a questo punto, se non ci sarà il bob, dovremmo ragionare su quante discipline delle Olimpiadi invernali si faranno a Cortina. Semplice, molto semplice. No, non è che è tutto mummificato. Visto che vedo che c'è qualcuno che esulta perché il bob non ci sarà più, vorrà dire che faranno un sacrificio a darci qualche disciplina olimpica. Quindi è stato molto chiaro il governatore. A questo punto il Veneto si aspetta altre discipline olimpiche. Molte le reazioni, ovviamente, una scelta intempestiva secondo il presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin, un'occasione sprecata a giudizio della numero 1 degli industriali Lorraine Berton, e poi ovviamente le altre reazioni anche a livello politico. Sentiamo ancora Tiziana Bolognani. La mancanza della pista da bob riduce, lo sapevamo già da prima, allo sci alpino femminile e al curling le manifestazioni sportive che si svolgono qui a Cortina. Belluno non deve essere sicuramente dimenticata, anzi il nome non deve essere solo sulla scritta Milano-Cortina. Una scelta intempestiva, ora al lavoro per valorizzare Cortina nell'evento olimpico, lo afferma il presidente della provincia Roberto Padrin dopo la decisione del governo fuori tempo massimo. La sua è la prima di una lunga serie di prese di posizione alla notizia del dietrofront sulla Eugenio Monti 2. Un colpo in linea assestato da lunga distanza per chi in fondo si faceva cullare dal sogno. È stato fatto un passo falso, un'occasione sprecata, afferma la numero 1 di Confindustria Belluno Dolomiti Berton, che insiste sul nodo prioritario delle infrastrutture, mentre per il suo omologo veneto Enrico Carraro le parole di Malagò pesano come pietre, sono una sconfitta per tutto il paese. È sinceramente una decisione che mi lascia stupito, perplesso, anche perché portare all'estero una parte delle Olimpiadi la trovo assolutamente discutibile. Lascia molta preoccupazione e anche un po' perplessi questa scelta. Vedremo le motivazioni, vedremo anche quale sarà la scelta definitiva che verrà messa a terra. Dispiace moltissimo, purtroppo le gare che sono state fatte hanno visto l'assenza di partecipanti. Il tema, lo dico da assessore al lavoro, dei costi delle materie prime, del problema anche delle persone da impegnare è stato ben più grave del dovuto, e questo sta rappresentando ovviamente una grossa difficoltà per poter proseguire. E poi ci sono i commenti di segno decisamente opposto, una decisione di buonsenso per Alleanza Verdi e Sinistra. Il PD con il segretario regionale Martella chiede al ministro Abodi di riferire in Parlamento. Di figuraccia internazionale parla il segretario provinciale dei Dem Alessandro Del Bianco, mentre il segretario della CISL Paglini chiede la conferma
conferma degli investimenti sul territorio. Il Veneto che vogliamo, con la consigliera Elena Ostanella, chiede a Zaia di spiegare in aula e di assumersi le responsabilità. Sulla stessa linea la consigliera Cristina Guarda di Europa Verde. La Regione ha previsto ancora quest'anno un indebitamento di 85 milioni per le prossime Olimpiadi. Vogliamo sapere per cosa questi soldi la Regione andrà a spenderli. E poi la voce del Comitato Civico di Cortina. Oggi è una bella giornata per Cortina e siamo felici perché abbiamo fatto un lavoro, sono 2 anni che cerchiamo di lavorare ai fianchi e dopodiché anche andando in piazza. Ci sono impianti e infrastrutture che non si faranno più, altre che sono per ora sulla carta, come per esempio il ponte sullo Stretto. Poi ci sono le grandi incompiute in tutto questo paese, piuttosto disastrato, e poi ci sono le opere che vengono chiuse per lavori e che vengono riaperte, come il Ponte Nuovo che è stato riaperto a metà Bassano del Grappa. Sentiamo le ultime novità da Alex Giuliano, ormai sei un esperto del Ponte Nuovo tu. Buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, siamo diventati degli esperti perché evidentemente di materiale, di notizie ce ne danno tante chi? Gli esercenti, i cittadini della zona adiacente al Ponte Nuovo che grazie alle inquadrature di Renzo Rigon potete vedere è ancora aperto a metà. L'assessore e vice sindaco di Bassano Andrea Zonta aveva promesso che a metà ottobre, al 15 di ottobre, avrebbe ridato la possibilità della doppia circolazione sul ponte, quindi avrebbe riaperto il ponte e chiuso il cantiere. Invece, come potete vedere, la situazione è rimasta immutata e immutabile. Quello che invece è cambiato, direttore, è lo stato d'animo dei commercianti e degli esercenti appunto del posto. Noi questa mattina ne abbiamo sentiti diversi che hanno oramai perso la pazienza, hanno perso oltre il 40% del fatturato causa proprio i lavori sul ponte, l'impossibilità di avere una viabilità fluida. Ma attenzione, perché è emerso un altro particolare di cui poi vi daremo chiaramente conto, perché come potete vedere qui davanti a me c'è un cartello dell'amministrazione comunale, un parcheggio gratuito dal 21 agosto al 31 di ottobre, un'iniziativa presa dalla giunta comunale di Bassano che credeva di agevolare in tal modo appunto i commercianti della zona, dando la possibilità di trasformare un parcheggio a pagamento in un parcheggio libero. Ebbene, è stata una mossa sbagliata, come si suol dire, il classico autogol. Perché? Perché gran parte dei dipendenti comunali o comunque dei dipendenti di altre attività che aprono presto al mattino, che alle 8:30 o alle 8 sono già in ufficio, approfittando del parcheggio gratuito lasciano qui la loro automobile, la parcheggiano qui, che quindi staziona dalle 8 del mattino fino alle 5-6 di sera, togliendo lo spazio ai negozianti e alle attività commerciali. Quindi sostanzialmente si voleva fare un piacere a coloro che lavorano qui in zona, in realtà è stato arrecato l'ennesimo danno. Insomma, per chiudere un attimo la questione, il ponte è ancora aperto a metà, gli esercenti hanno perso in media quasi il 40% del loro fatturato in questi mesi di lavoro, i parcheggi vengono utilizzati male, insomma c'è sicuramente maretta, c'è sicuramente grande insoddisfazione in città e noi come sempre raccogliamo la voce dei cittadini e come sempre riportiamo poi e riporteremo queste segnalazioni a chi di competenza. Quindi lavoro in corso non proprio benissimo a Bassano e direi che possiamo restituire la linea allo studio. Grazie molte Alex, e continueremo a seguire questa odissea del Ponte Nuovo. Adesso vediamo invece una vera odissea che è quella di Geller, il malato di SLA che vuole il fine vita e fa di tutto per ottenerlo. Lo ha intervistato Vanessa Banzatto e sentiamo anche sul caso di Geller, sentiamo cosa ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco.
Prima di parlare di eutanasia dobbiamo parlare di servizi alla persona, di assistenza domiciliare, di cure palliative, di caregiver, di dare all'ammalato tutte le cure possibili. Ma non vorrei mai che passasse il concetto che oggi chi non è più utile per questa società o chi ha dei problemi, come unica soluzione c'è la morte. Una presa di posizione molto forte, quella del vicepresidente del Consiglio Veneto, sul tema del fine vita, dopo che il cassolese Stefano Geller e l'associazione Luca Coscioni hanno incalzato l'Assemblea regionale per la formulazione di una legge sul fine vita. Stiamo parlando della regione del Veneto, che dovrebbe essere la prima regione in Italia che va ad approvare una legge che prevede il suicidio medicalmente assistito, in poche parole l'eutanasia. Io ritengo questa cosa, a mio parere, ovviamente una follia, perché stiamo parlando della vita delle persone. Noi in Italia abbiamo un sistema sanitario nazionale e regionale che sono dei sistemi nati per aiutare le persone, per curare le persone e non per somministrare la morte. Per Finco il Veneto non è pronto a un passo così importante e complesso. Penso che il Veneto oggi non sia né pronto né debba approvare una legge del genere, perché vuol dire veramente autorizzare un'istituzione a somministrare la morte a delle persone. Se ne parlerà di sicuro in Consiglio regionale, ma il vicepresidente dell'Assemblea Veneta raccomanda cautela. Ci sarà anche un dibattito nelle prossime settimane. Quello che trovo anche folle è la faciloneria con la quale si sta parlando di questo argomento, addirittura questa pressione nell'approvare in fretta questo tipo di norma, come se parlare della morte delle persone attraverso un'iniezione sia un qualcosa di semplicissimo alla pari di qualsiasi altra legge. Favorevoli invece al fine vita il Presidente Luca Zaia e anche il Presidente del Consiglio regionale Ciambetti, lo hanno ribadito ieri durante il Consiglio regionale particolare che si è svolto a Lavarone a 60 anni dal disastro del Vajont. Nel giugno scorso erano state raccolte 9.000 firme per poter approdare alla legge. Vediamo cosa aveva detto Geller in quella circostanza. Sono molto contento del risultato che abbiamo ottenuto in Veneto. Affetto da distrofia muscolare, Stefano Geller di Cassola è stato il primo veneto ad ottenere pareri favorevoli alla procedura per il suicidio medicalmente assistito. Questa mattina era anche lui a Venezia, assieme agli attivisti della campagna Liberi Subito, a depositare le migliaia di firme raccolte in Veneto a sostegno di una proposta di legge dell'associazione Luca Coscioni per regolamentare l'aiuto medico alla morte volontaria. Abbiamo cominciato a raccogliere le firme il 4 di febbraio di quest'anno e il 16 aprile avevamo raggiunto la 7.000ª firma, solo firme dai banchetti. Abbiamo consegnato oggi 9.027 firme. Il Veneto è la seconda regione dopo l'Abruzzo ad aver depositato le firme nel proprio Consiglio regionale. Presto accadrà anche in Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia. Un diritto fondamentale è quello di non dover subire la sofferenza perché lo ha deciso qualcun altro. Ecco perché depositiamo questa legge regionale di iniziativa popolare per chiedere che invece la libertà di scegliere fino alla fine della propria vita sia garantita e non siano frapposti degli ostacoli di sabotaggio burocratico a questo diritto. Dopo la verifica di conformità delle firme all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, la presentazione e discussione in quinta commissione consiliare darà accesso alla votazione in Consiglio. Io mi sto battendo da tempo e da mesi affinché l'Aula si esprima per il sì. I cittadini veneti si sono espressi con 9.000 firme e io credo che la maggioranza dei veneti abbia voglia di avere una norma che gli permette di scegliere liberamente sul proprio fine vita, quindi se poter morire con dignità. Sono sicuro che il Consiglio risponderà in maniera positiva che i veneti hanno bisogno del Consiglio. E in Consiglio diciamo che i consiglieri che sono contrari al fine vita, alla legge sul fine vita, sono, come avete sentito, Nicola Finco, Stefano Valdegamberi e c'è anche Joe Formaggio. Cosa avevamo previsto? Grazie Francesco Ceroni in regia con Fabio Falliero. La tratta di esseri umani, ci finiscono
finiscono in questa spirale tremenda. Tante persone, sono circa 500, pensate, le persone aiutate a Padova perché vittime della tratta, non solo donne ma anche uomini che vengono sfruttati. Il 18 ottobre si celebrerà la 17ª giornata europea contro la tratta di esseri umani, un tema che vede Padova impegnata con le associazioni che sul territorio lavorano. Il tema della tratta, lasciatemelo dire, è un tema che grida vendetta. Quando parliamo di tratta non si tratta soltanto di prostituzione, ma anche di lavoro nero e caporalato e di tutta una serie di pratiche che purtroppo prevedono lo sfruttamento delle persone. Grazie al progetto Navigare, che è un progetto veneto in cui il Comune di Padova è naturalmente partner, e grazie alla fitta rete di associazioni che si occupano di questo tema, siamo riusciti nel Padovano, nell'ambito dello scorso anno, a intercettare 500 persone. Un'occasione per sensibilizzare i padovani su un fenomeno che vede coinvolte in tutta Europa migliaia di persone. Il fenomeno della tratta conferma Padova come una delle città principali del Veneto interessate dal fenomeno della tratta e del grave sfruttamento. Nell'ultimo anno abbiamo contattato all'incirca 500 persone diverse, di cui la maggior parte sono coinvolte nel fenomeno dello sfruttamento sessuale, soprattutto indoor più che in strada. La strada si è abbastanza svuotata, mentre aumentano gli uomini coinvolti nel fenomeno dello sfruttamento lavorativo. Il 26 ottobre ci sarà anche uno spettacolo per raccontare il dramma delle donne vittime di tratta, un fenomeno però che si è allargato anche agli uomini. Sono persone che in situazione di bisogno, di necessità di cercare condizioni di vita migliore, mossi da guerre o condizioni climatiche avverse o condizioni insomma di povertà, si spostano. Questa vulnerabilità li espone a essere intercettati dalle organizzazioni criminali che usano tantissimo il web per reclutarle, con annunci anche ingannevoli, diciamo così, e quindi nelle loro traiettorie incontrano lo sfruttamento già in viaggio e poi una volta arrivati nel paese di destinazione. Passa anche da Padova la polemica politica tra il governo e la giudice catanese Iolanda Apostolico, che come sapete è stata criticata in particolare da Matteo Salvini per non aver convalidato il fermo di tunisini irregolari, migranti che erano stati accolti nel centro di Pozzallo, sono stati scarcerati. Poi c'è stato un altro provvedimento di un altro giudice, ne ha liberati, non scarcerati, perché erano in questi centri di accoglienza, e questa giudice l'anno scorso aveva testimoniato in tribunale a Padova, dove il figlio era imputato per aver preso parte a degli scontri avvenuti tra polizia e centri sociali nel 2019. Su questo Salvini ha commentato: che bella famigliola. Vediamo il servizio di Valentina Visentini. A fomentare la polemica sulla giudice del Tribunale di Catania, Iolanda Apostolico, la prima ad opporsi al decreto Cutro non convalidando il trattenimento di alcuni migranti nel centro di rimpatrio, ora non sono i video in cui la si vede manifestare nel 2018 al molo di Catania per chiedere lo sbarco dei migranti bloccati dall'allora ministro dell'Interno Salvini sulla nave Diciotti, ma la sua testimonianza in tribunale a Padova nel processo che vedeva coinvolto il figlio Francesco Moffa, imputato per gli scontri avvenuti il 29 marzo del 2019 nella città del Santo durante una contromanifestazione dei centri sociali per protestare contro il corteo no aborto indetto da Forza Nuova. Il figlio della giudice Apostolico, insieme ad altri attivisti dei centri sociali, aveva partecipato alla contromanifestazione culminata negli scontri con la polizia in via Oberdan sotto le finestre del comune di Padova. Una decina di manifestanti finì a processo perché si contarono dei feriti tra le forze dell'ordine, ma tutti i manifestanti vennero poi assolti. La giudice Apostolico venne convocata come testa a Padova e testimoniò nel processo che vedeva imputato il figlio. Il ragazzo, poco dopo gli scontri, infatti aveva chiamato la madre e le aveva inviato un video delle foto di un'amica ferita e di un suo ematoma alla gamba. In aula a Padova Apostolico testimoniò dicendo che il figlio le riferì che la polizia aveva usato violenza sui manifestanti. Questo nuovo episodio, che riguarda la giudice Apostolico, ha buttato benzina sul fuoco della polemica politica. Va ad intervenire questa volta è anche il sindacato di polizia FSP, che
all'epoca attraverso il loro avvocato aveva assistito gli agenti coinvolti negli scontri. Il sindacato di polizia in una nota stampa scrive: vogliamo che i poliziotti abbiano serenità e fiducia verso la granitica istituzione della magistratura, ma evidentemente di fronte ad eventi del genere la piena convinzione della terzietà di un giudice legittimamente vacilla. Insomma, c'è una grande preoccupazione in Italia, vi dicevo in apertura, dopo l'attentato terroristico a Bruxelles 2 svedesi sono stati uccisi e si è saputo oggi che da Bologna a Genova il jihadista di Bruxelles era stato anche in Italia. Eccolo qua, era un irregolare, aveva un permesso per stare in Italia, poi come al solito dall'Italia si spostano in altri paesi e confluiscono, se già non ne fanno parte, in organizzazioni terroristiche come Al-Qaeda, ISIS. Questo attentato è stato rivendicato dall'ISIS. Vediamo ancora sul giornale il ritorno dei tagliagole dell'ISIS in Europa. Questa è l'analisi, si teme che molti siano già sbarcati tra le migliaia che sono arrivate a Lampedusa e in altre parti dell'Italia con i barconi. In Francia, dopo l'assassinio di un insegnante, spunta il video del jihadista, l'affiliazione all'ISIS e il riferimento ad Hamas. E poi il giornale si sofferma anche su Patrick Zaki, che minimizza gli attacchi, l'attentato, ma pure il bambino. Ne parleremo ancora stasera a Focus, parleremo tra l'altro anche della manovra, perché è stata varata ieri dal governo, quindi stasera avremo ospite il sottosegretario all'economia e alle finanze Massimo Bitonci a Focus, il dottor Alberto De Franceschi, insomma altri ospiti. Faremo un focus anche su questa manovra da 24 miliardi. Andiamo in pubblicità e torniamo tra pochissimo. Allerta antiterrorismo in tutta Italia, ovviamente anche in Veneto, protetti molti obiettivi sensibili, grande mobilitazione delle forze dell'ordine, e a Milano è stata compiuta un'operazione antiterrorismo che ha portato all'arresto di 3 sospetti jihadisti che verranno espulsi nelle prossime ore. Ha parlato di quanto sta avvenendo anche il sindaco di Milano Sala. Sentiamo cosa ha detto. Non ne so molto di più, sono stato avvertito dal questore dell'operazione a cose fatte, è un'operazione di polizia gestita dalla prefettura e questura, quindi oggi non riuscirei a fare commenti, però bene che abbiano fermato qualcuno che poteva presentare un rischio per la nostra città. La vigilanza deve essere alta, ma credo che ci sia una collaborazione da parte di tutti. E ripeto, sono domande che dovete fare più a prefettura e questura, che hanno il polso della situazione. Io non saprei dire, certamente diciamo col buon senso credo che ci sia molta più attenzione. Preferisco non dire cose che non conosco, perché è chiaro che sono materie totalmente in mano a prefettura e questura. Il prefetto mi ha solo avvisato di quello che stava accadendo, però io non saprei dire qual è la gravità della cosa e cosa le forze dell'ordine stanno immaginando. Mi informerò per capire, però ripeto, non voglio aggiungere parole che sono in questo momento anche abbastanza inutili dal mio punto di vista. Dico solo che da sindaco, e questo è condiviso dalle opinioni dei sindaci delle altre grandi città, ovviamente preoccupazione ci può essere, è ovvio. E abbiamo visto quanto le associazioni eversive, le cellule eversive usino oggi la tecnologia che è utilizzata anche dagli hacker non soltanto per fini terroristici, ma anche per aggredire le aziende che poi vengono spesso ricattate. E sono sotto attacco da parte degli hacker le aziende del Veneto, i numeri sono in aumento. Confindustria Veneto Est stringe un asse con l'Università di Padova per informare gli imprenditori e i dati sono impressionanti. Sentiamo Anna De Roberto.
tante aziende non sanno neanche di essere sotto attacco, perché l'attacco può essere caricato sui server delle aziende e poi fatto sviluppare più tardi o quando l'attaccante ha bisogno. Secondo noi almeno 3 o 4 aziende su 10 in questo momento sono o sotto attacco o stanno per essere attaccate. Aziende venete sotto attacco cyber. Secondo i dati di Confindustria, Veneto Est ha già subito un attacco almeno un terzo delle imprese del Veneto. Aziende che, spiega Giannello Piccoli, presidente gruppo Information Technology di Confindustria Veneto Est, per la dimensione anche piccola non hanno conoscenza né fondi per tutelarsi. I pirati informatici cercano soldi puntando a danneggiare aziende che generano servizi come quelle sanitarie o criptando dati e bloccando i server dei privati dietro richiesta di riscatto. L'attacco viene fatto da società che sono dislocate in paesi tipo Russia, Cina, Pakistan, India, dove lo stipendio di una persona è di 40, 50, 80 dollari al mese e con un attacco possono portare a casa 10 volte tanto minimo in Bitcoin. L'emergenza ha spinto Confindustria a realizzare con l'Università di Padova un documento che presto sarà pubblicato online per aiutare le aziende a diventare più consapevoli. Come prevenire e come gestire un attacco? La nuova frontiera del pericolo cyber oggi si chiama anche intelligenza artificiale. I dati di un'azienda possono fare ancora più gola. Se io possiedo i dati dell'azienda posso veramente far del male a quell'azienda o creare veramente un concorrente in pochissimo tempo di quell'azienda. Quindi evangelizzare, creare eventi, creare strutture che possano far capire cosa succede e cosa può succedere con un attacco di un hacker. E a proposito di attacchi, ieri sera a Focus abbiamo parlato del prossimo attacco di Israele alla striscia di Gaza contro i terroristi di Hamas, mentre la popolazione è stata fatta evacuare verso il sud della striscia, al confine con l'Egitto che non apre comunque un varco e quindi ci sono migliaia di persone ammassate lungo questa frontiera. Abbiamo parlato di questo ed altro ieri sera a Focus, anche dopo l'attentato di cui avevamo appena saputo, l'attentato compiuto da un terrorista islamico a Bruxelles. Sentiamo cosa ha detto uno degli ospiti, il professor Marzio Favero, consigliere regionale della Lega. Sì. Ogni volta il dibattito a livello politico ma anche a livello di opinione pubblica. Quello che sta accadendo è una cosa drammatica che però ha una storia alle spalle, come giustamente si è ricordato, e la causa fondamentale è che non si è arrivati alla definizione dei 2 stati per le 2 nazioni che convivono nello stesso ambito territoriale. Io non so cosa accadrà nelle prossime ore, ma se persino Biden, che non ha dimostrato di essere proprio uno spirito pacifista, ma animato da uno spirito pacifista, invita Israele a non invadere Gaza, evidentemente le ragioni di preoccupazione sono moltissime sul fatto che si corre il rischio di mettere in moto un meccanismo che a valanga potrebbe non essere più gestibile. Ripeto, secondo me uno degli obiettivi dei terroristi di Hamas è proprio quello di creare una situazione insostenibile. La loro è stata una provocazione crudelissima, stupidissima, ma con un obiettivo chiaro, quello di spezzare i legami in maniera definitiva che si stavano costruendo fra il mondo arabo e il mondo israeliano. Purtroppo impariamo poco dalla storia. Ogni volta che ricordiamo i grandi drammi della storia, penso allo Shoah, ricordiamo la formuletta: bisogna tenere viva la memoria per evitare che la storia si ripeta. Beh, la storia continua a ripetersi in tutta la sua irrazionalità. Io sono convinto, come molti altri storici ben più qualificati del sottoscritto, che con la Prima Guerra Mondiale si è aperta una fase della storia nuova che ha prodotto a catena tutta una serie di altre guerre. Io sono d'accordo con la definizione del Papa Francesco che noi stiamo assistendo alla Terza Guerra Mondiale fatta a capitoli e che prosegue la seconda, che a sua volta è stata la figlia della prima. Ebbene, la Prima Guerra Mondiale rimane un enigma ancora oggi per gli esperti, perché dopo un anno di conflitto era chiarissimo che nessuna delle potenze avrebbe vinto, eppure si è continuato a alimentare una macchina della morte per altri 4 anni. Qua sta accadendo la stessa cosa. È chiaro che un conflitto tra israeliani o arabi è destinato comunque a non trovare una cessazione e alimentare nuove tragedie, eppure non ci si ferma.
Professor Marcio Favero ieri sera a Focus insieme a molti altri ospiti, è stata una puntata davvero molto, molto importante e molto pertinente rispetto a quanto sta accadendo. Andiamo a Trieste, dove sapete c'è la rotta balcanica, ci sono le conseguenze della rotta balcanica, migliaia di migranti che arrivano da quel fronte, attraversano la frontiera tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia, tutti i riflettori sono puntati su Lampedusa e ci si dimentica che cosa sta accadendo da quelle parti. È una notizia che abbiamo avuto poco fa da Trieste, un furgone con 21 migranti che si è schiantato a Raboiese, servizio della nostra redazione. Hanno passato il confine e ignorato l'ALT della polizia di frontiera, dunque è partito l'inseguimento durato poche centinaia di metri. Il furgone, nel tentativo di seminare le volanti, si è schiantato contro il guardrail. A bordo 21 migranti di nazionalità turca, tra cui donne e bambini. A condurre il mezzo 3 passeur romeni. 2 di questi sono stati arrestati, il terzo è ancora a piede libero. L'episodio è avvenuto ieri sera intorno alle 10 a Raboiese, sulla grande viabilità. Un furgone bianco stava attraversando il confine per entrare in Italia. La polizia di frontiera, appostata per eseguire dei controlli, ha intimato l'ALT al conducente del mezzo. Questi, anziché fermarsi, ha appoggiato il piede sull'acceleratore. La polizia di frontiera si è messa subito all'inseguimento. Rapidamente sono arrivate altre volanti della polizia di Stato in rinforzo ai colleghi. Durante la fuga il conducente del mezzo ha anche speronato alcune auto della polizia. Poi l'incidente. La folle corsa del furgone si è fermata contro il guardrail poco prima della rotonda all'uscita del raccordo autostradale La Cotiscia-Raboiese. Gli agenti di polizia sono riusciti a bloccare 2 passeur, mentre il terzo è fuggito a piedi e sono tuttora in corso le ricerche da parte delle forze dell'ordine. Stipati dentro il mezzo c'erano 21 migranti turchi, con anche donne e 10 bambini al seguito. I migranti sono stati soccorsi dal 118. I 10 bambini sono stati portati all'ospedale Burlo Garofalo. 4 adulti, i genitori di alcuni bimbi, sono stati condotti a Cattinara. Nessuno tra i profughi e gli agenti di polizia ha riportato ferite gravi. Sul posto anche i carabinieri. Servizio di Gianluca Paladin, in via dell'Orologio a Trieste è stato arrestato il responsabile di un accoltellamento. Sentiamo ancora la nostra redazione triestina di Tele4. Arrestato per tentato omicidio dai carabinieri l'autore dell'accoltellamento fra via Diaz e via dell'Orologio del 30 settembre scorso. Si tratta di un 16enne tunisino ospite da alcuni mesi in una comunità per minori di Trieste. Ad avere la peggio era stato un giovane di nazionalità macedone residente a Monfalcone. L'uomo, ora fuori pericolo, stava acquistando delle sigarette a un distributore automatico assieme ad alcuni amici. Fu circondato e aggredito da un gruppo di almeno 5 ragazzi con il pretesto di chiudere i conti su un diverbio tra le 2 compagnie di giovani avvenuto in un locale del centro alcune ore prima. Uno degli aggressori è passato dunque alle vie di fatto, accoltellando ripetutamente alla schiena il ragazzo macedone che immediatamente dopo l'arrivo della pattuglia veniva trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara. Uno dei fendenti aveva interessato un polmone. Le immagini del circuito di sorveglianza hanno permesso di rintracciare il minorenne tunisino nella comunità per minori che lo ospitava a Trieste. Il ragazzo, dopo la disposizione della custodia cautelare da parte del GIP del Tribunale dei Minori di Trieste, è stato trasferito all'Istituto Penale Minorile di Treviso. Servizio di Marco Stabile, restiamo a Trieste perché questi disperati poi si rifugiano nei silos nel Porto Vecchio e queste sono le condizioni in cui vivono col freddo e senza vivere. Sentiamo l'intervista ancora di Gianluca Paladin. Avete freddo senza... Sì, proprio freddo. Guardate, ovviamente alcuni si sono riusciti a vestire con delle felpe, con delle sciarpe, con dei giubbotti, altri non possono ancora coprire le gambe, per esempio. Questa è la condizione in cui si trovano. Le folate di bora entrano nel silos, il vento fischia e risveglia gli abitanti della struttura. È tempo di alzarsi, andare a cercare acqua, cibo e vestiti. È il dramma dei migranti e senza tetto che ora devono fare i conti con il brusco calo della temperatura. Con la troupe di Tele4 siamo tornati dentro il fatiscente edificio. Alcuni indossano ancora le infradito, senza calzini, non hanno le scarpe. Altre persone, come abbiamo visto prima, hanno i pantaloni corti ma sono riusciti a procurarsi una felpa a maniche lunghe. Altri, in contrario, hanno la maglietta a maniche corte
corte sono riusciti a prendersi un pantalone lungo, quindi insomma è una situazione drammatica. I migranti si dividono i compiti, chi va a cercare acqua e cibo, chi si occupa di recuperare vestiti e chi fa da mangiare per tutti con quello che si ha a disposizione, come in questo accampamento improvvisato. Con la legna si accende il fuoco sopra la padella dove adagiare le piadine appena preparate, il tutto protetto da una sorta di forno creato con del cartone con alta probabilità, se non si presta cautela, di generare un incendio. Guardate, stanno cuocendo il pane, lo stendono ovviamente con una sorta di mattarello improvvisato, hanno preso tutto il necessario per impastare il pane, metterlo a cuocere, farlo lievitare un minimo, diciamo così, per riuscire a mettere qualcosa sotto i denti. Pane e poi che altro mangiate? Cosa mangiate? Pane con pollo. Con pollo? Sì, con pollo, meglio. Okay. Anche verdure. A fare da cicerone alla nostra truppa all'interno del silos c'è Sultan, un ragazzo che viene dal Bangladesh. È riuscito a imparare in fretta l'italiano, tanto da proporre delle vere e proprie lezioni, come a scuola, con tanto di lavagna e orari per seguire i corsi. Ora io e Sultan abbiamo parlato un po', lui ha scritto Treviso qua, perché io gli ho detto che sono originario di Treviso, mi ha scritto che parla italiano e ha scritto anche il suo nome, Sultan, così ci siamo conosciuti, e lui qui in questa tenda dove anche dorme ha allestito una sorta di campo scuola dove aiuta anche le persone che come lui arrivano qui tramite la rotta balcanica a parlare italiano. L'Europa è il continente più pacifico del mondo. Del mondo. È per questo che voi venite qua in Europa? Come? È per questo che venite qua in Europa? Sì. Per cercare una vita migliore? Sì, per cercare una vita migliore. Da questo lato della tenda Sultan ha scritto l'orario delle lezioni di italiano. Sì, lezioni di italiano. Tu aiuti gli altri dalle 9:30 alle 11 e dalle 15 alle 17 insegni l'italiano agli altri tuoi amici qui, giusto? Sì, giusto. Qual è la tua storia, Sultan? Tu vieni dal Bangladesh, giusto? Sì. Da quanto tempo sei qua? È là? Scusa. È 2 mesi. Sono andato in India, Pakistan, Dubai, Oman, Iran, Turchia, Grecia, Macedonia, Serbia, Ungheria, Austria e dopo a Italia. Come 40 giorni. 40 giorni per fare tutto questo giro? Sì, questo giro. E per trovare un posto migliore poi si ritrovano in queste condizioni perché non c'è lavoro o perlomeno non ci sono gli strumenti per introdurre nelle imprese questi uomini e queste donne, perché ci sono tanti vincoli burocratici, pastoie varie, bisogna avere le coperture assicurative, per cui restano all'addiaccio e rimangono disoccupati. Intanto cresce la povertà anche tra gli italiani. A Venezia il PD chiede al Comune di accelerare su manutenzioni e assegnazioni degli alloggi popolari e lancia la proposta di un'agenzia unica per la casa. Sono in aumento coloro che hanno un ISEE inferiore ai 6.000 euro. Questo comporta che di fatto chi usufruirà del CASERP avrà comunque difficoltà a affrontare tutte le altre spese, tipo le manutenzioni e quant'altro. A questo si aggiunge un altro elemento secondo noi preoccupante, cioè quello che ogni anno più o meno in Comune di Venezia si liberano circa 200 alloggi perché inevitabilmente vengono liberati dai precedenti inquilini. Ma il Comune di Venezia spesso e volentieri non è in grado di assegnare tutti questi numero di alloggi perché magari devono essere prima manutentati, c'è un percorso di graduatorie, di assegnazioni. Per questo motivo e visto l'aumento della soglia di povertà, il Partito Democratico chiede all'amministrazione un'accelerazione su manutenzione e assegnazioni, lanciando una proposta sul generis di quella messa in campo a Milano. Costruire una vera e propria agenzia per la casa, cioè senza nuove società, perché abbiamo già in Comune di Venezia esiste già una società che si chiama Insula che fa le manutenzioni. Noi chiediamo che all'interno di questa società diventi un'agenzia per la casa, cioè che contemporaneamente faccia sia le manutenzioni che le assegnazioni e trattenga a lei, invece che passare tramite il Comune di Venezia, tutti gli affitti dei nostri inquilini, in modo tale che automaticamente ha già in casa i soldi necessari per fare le manutenzioni necessarie per mettere a posto gli alloggi che si liberano. Noi abbiamo un'esigenza enorme, la popolazione sta calando in Comune di Venezia, abbiamo l'esigenza di affrontare questa crisi anche di popolazione e di residenza. E di un nuovo piano nazionale per il diritto alla casa si parlerà venerdì
venerdì 27 ottobre durante un convegno in cui interverrà la segretaria del PD Elly Schlein. Servizio di Ilaria Marchiori, la premiazione delle imprese artigiane storiche. Tra le storie di passione e di sacrificio, quella del Maglificio avviato con una macchina portata di nascosto nel Trevigiano da una famiglia di esuli istriani. Sentiamo. Abbiamo portato questa macchina che nessuno sapeva usare, nascondendola in una cassa di legno. Io ero piccolissima, avevo 1 anno, quindi è per storie raccontate, e con la paura che ci fermassero e pensassero che ci fossero delle armi. Aveva solamente 1 anno Gianna quando la sua famiglia lasciò l'Istria per la Marca trevigiana, dando vita a un maglificio tuttora in attività. Retro bottega hanno messo questa macchina, hanno preso una magliaia e questa magliaia faceva maglie su misura, maglie. Così è iniziato, da quella macchina a mano. Una storia tra le storie, tutte di passione, tenacia, sacrificio, quelle premiate da Confartigianato Imprese Treviso. 54 aziende artigiane storiche, nate negli anni 60, passate attraverso crisi economiche e sociali di ogni genere e capaci di superare la temuta staffetta generazionale, partendo spesso da zero. Dopo aver fatto il capo officina messo in conto proprio, oltre all'attività di officina, impianti a gas soprattutto, mi sono messo a vendere anche roulotte secondo a Treviso dopo Rino Possagno. Senta, ci vuole coraggio per lasciare un posto da dipendente e diventare artigiano? Ci vuole coraggio, ci vuole follia, ci vuole determinazione? Solo voglia di lavorare. Artigiani un po' imprenditori e un po' artisti, come il costruttore di organi Girotto. Bisogna saper suonare, tanto è vero che un po' ho studiato, e però dopo mi sono applicato. Dal 70 che ho finito la terza media sono sempre sotto. Mio padre, quando ha capito che a 16 anni ero in grado di arrangiarmi, mi portava: questo è l'organo da restaurare, arrangiati, quando sei finito torna. Se si pensa che 53 anni fa c'erano i Beatles che facevano l'ultima canzone, questi imprenditori sono partiti e hanno resistito a tutto. La resilienza, l'attività, la creatività è stata più forte, e posso dire che il mondo artigiano non ha certamente paura di niente, perché le ha passate tutte. Servizio di Lina Paronetto, e dopo i primi 15 giorni di ottobre particolarmente miti, il freddo, il calo delle temperature, e tra le vittime dei cambiamenti climatici ci sono anche i marroni del Monfenera, e ci colleghiamo in diretta da Pederobba con Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto. Lucio. Buongiorno direttore, sto raccogliendo castagne, anzi marroni, sono in mezzo al bosco del Monfenera per raccontarvi questa storia. Se prima abbiamo sentito storie di resilienza e di arte, qui la storia dei marroni è millenaria, perché possiamo dire così, per questa gente. Mi sto portando in mezzo al bosco dal presidente di Castagnicoltori qui del Monfenera, Lucio Bresolini. Buongiorno presidente, vedo che sta raccogliendo i marroni. Annata un po' particolare questa col cambiamento climatico. L'annata sembra andare anche abbastanza bene, sicuramente le temperature alte ci danno qualche preoccupazione anche da un punto di vista del mercato, perché le persone tendono a mangiare marroni quando invece è freddo. Però anche il caldo magari tende a fare prodotto un po' più piccolo, mi pare, quest'anno. Sì, la produzione sembra anche abbondante, ma effettivamente con una dimensione relativamente più piccola del solito, insomma. Senta, come quantità invece? Come quantità siamo in questo momento nel pieno della raccolta e ci auguriamo, abbiamo dei buoni segnali che sarà un'annata abbondante. Siamo andati giù di 10 gradi da un giorno all'altro, sì. Da domenica a lunedì. Vi sta aiutando questo? Adesso questo non l'abbiamo ancora visto, dovremo vederlo qua nel prossimo fine settimana, con la festa dovrebbe andare tutto meglio. In effetti parleremo di festa, però intanto volevo far vedere con Nicoletta questi boschi, perché voi dovete tenere presente che al di là delle castagne loro ci preservano da quelli che possono essere i disastri geologici, perché il cambiamento climatico qui, direttore, significa anche soprattutto schianti adesso, vero? Sì, abbiamo assistito negli ultimi anni a numerosi schianti di piante secolari. Questo un po' ci dà una preoccupazione, perché sono quelli che in realtà fanno il grosso della produzione.
Ecco, visto che noi siamo qui per girare una puntata di agricoltura, l'ultima domanda riguarda naturalmente anche gli animali. Qui c'era il problema dei cinghiali, adesso invece che problema è cambiato? Allora, il problema del cinghiale è rimasto, si è aggiunto il problema del cervo, che pur essendo un animale meraviglioso ci provoca dei danni soprattutto sulle piante piccole, sulle piante appena innestate, perché tende a mangiare i germogli e quindi la pianta poi muore. Senta, per ultimo, lei è presidente dei castagnicoltori, ma qui arrivano giovani oppure dovremmo aspettare che arrivino magari, non so, gli extracomunitari che poi si integrano con noi per trovare qualcuno che venga qui a tenere a posto questi boschi? Sinceramente, in questo ultimissimo periodo sto avendo delle richieste da parte di ragazzi e la cosa mi fa un piacere enorme. È una notizia questa, direttore? Sì, è una notizia, è una notizia. Ragazzi che dicono torno sul bosco. Ragazzi che mi chiedono se ci sono dei boschi dove poter coltivare il castagno, qualche altro che mi dice ho un pezzo di terra, vorrei piantare dei castagni. E naturalmente iniziare a coltivare castagni nuovi oggi vuol dire raccoglierli tra 10, 15, 20 anni, per cui è sicuramente un lavoro per il futuro, però voglio dire, qualche speranza ce l'abbiamo. Dai, bene. Allora salutiamo il presidente dei castagnicoltori. Direttore, ci tengo ancora 2 minuti, intanto mi tengo in mano le castagne, ti porterò in studio perché vado a trovare invece un giovane, ma soprattutto il presidente della Proloco, Manuel Bresolin, che non c'entra niente con Lucio Bresolin, se no alla lontana. Come sta andando invece la vostra festa? Perché poi si parla di mercato, perché poi alla fine tutto sta in piedi se riuscite a vendere questi marroni. Esattamente, ciao a tutti intanto. La festa sta andando bene, come diceva poco fa Lucio, il caldo del primo weekend non ci ha aiutati e le caldaroste non erano il frutto ideale per quel fine settimana. Sì, sarebbe servito il gelato più che altro. Poi col secondo fine settimana siamo rimasti molto contenti, un afflusso importante, tanta gente soddisfatta e contenta, perché sarà una battuta, ma i marroni li selezioniamo uno ad uno per voi. Come si dice quando si devono mangiare il marrone crudo? In dialetto? Sgrentenare il marrone crudo. C'è chi lo fa potrei farlo anche ora, ma i miei denti non lo permettono, Lucio. Ecco. Sgrentenare è un termine totalmente veneto. L'ultima parola la facciamo invece con un giovane, con Oscar, che è responsabile delle cucine. Allora, qual è la pietanza che va per la maggiore a base di castagna di marrone? Beh, abbiamo il pasticcio di marrone che va molto, altrimenti le castagne, la nostra tradizione le vuole arrostite sul fuoco. E quindi ci vuole il freddo perché sennò col caldo non si mangia castagna arrostita. Col caldo le castagne arrostite non sono proprio il massimo. Ecco, questo giusto per dire il cambiamento climatico cosa comporta anche in termini economici. A te la linea, direttore. Grazie Lucio, grazie, complimenti ai tuoi ospiti. Ricordo Agricoltura, la rubrica di cui è titolare Lucio Zanato, che oggi era Pederoba con Nicoletta Rizzetto, è la migliore in assoluto su tutte le nostre televisioni private del Nord-Est, quindi diffidate delle imitazioni, seguite Agricoltura di Lucio Zanato. Ci vediamo tra pochissimo dopo la pubblicità. Il treno della salute del QAM, del mitico Don Dante Carraro, dopo essersi fermato a Padova e Vicenza, ha fatto tappa anche a Treviso. Sentiamo. Sono 5 vagoni allestiti con 2 grandi obiettivi. Il primo è quello di fare un'attività di screening, quindi valutazione dello stile di vita, si valuta come una persona sta, qual è il proprio stato di salute, e a far questo c'è il Dipartimento Prevenzione della Regione e i volontari sanitari del QAM. L'altro grande obiettivo del treno sono i bambini e quindi i laboratori e attività su bambini delle scuole primarie. Attività di screening gratuita e percorsi educativi dedicati ai più piccoli per sensibilizzarli sul tema dell'alimentazione e della malnutrizione, specie nei territori dell'Africa. Iniziativa itinerante, la 5ª edizione del Treno della Salute che prima di Treviso aveva fatto tappa anche a Padova e Vicenza. Un centinaio di persone, quelle che di media ogni anno ad ogni tappa salgono sul treno per controllare il loro stato di salute.
Qua facciamo sostanzialmente in questo ambulatorio uno screening, soprattutto per l'aspetto cardiovascolare del paziente, quindi misuriamo valori molto semplici in realtà, quindi come pressione, glicemia, BMI principalmente, oltre che un po' di anamnesi, per cercare un po' di capire quindi come indirizzare o quali consigli poter dare al paziente. Non si sostituiscono alle analisi ospedaliere, ma i controlli effettuati dai medici sulle persone che di loro iniziativa e gratuitamente entrano nel treno della salute possono essere indirizzati verso le visite da compiere in modo più attento. Fondamentale anche il lavoro di consulenza che i medici offrono. Tante le storie delle persone che salgono a bordo. Qualche volta si riesce a vederle e abbiamo trovato, quest'oggi no, ma nelle precedenti edizioni, qualche blocco di branca che per esempio non era noto, quindi poi viene sollecitato e inviato ad andare dal proprio medico ed approfondire la sua situazione. Un infermiere che era venuto, ma gli avevano trovato insomma, un problema al cuore effettivamente in atto. Un treno fatto di tante persone che spendono il loro tempo per gli altri. Un ambiente molto bello di volontari, fatto da volontari che vengono qui per imparare e per dare la loro capacità, le loro competenze. Chi fermerà la musica, cantano i Pooh, ma chi fermerà la Mirelluccia Tuzzato? Nessuna, perché Mirella Tuzzato una ne fa e 100 ne pensa con i veneti schiacciati dalla crisi, anche una gita inclusiva a Venezia per i ragazzi dell'Istituto Rocco, che hanno visto anche il Teatro La Fenice. Sentiamo. Guardate, una si sta già avviando per far staccare la spina a questi ragazzi, a questa gita inclusiva, per far vedere la bellezza del territorio. Porte Grandi, Nautica Stefanato, si parte direzione Venezia, Piazza San Marco, Palazzo Ducale e La Fenice. La grande famiglia di Sveglia Veneti mette in moto 2 barche per portare decine di ragazzi diversamente abili dei CEOD dell'ULS 2 insieme ad alcuni alunni dell'Istituto Lapido Rocco ed anziani ospiti dell'Istituto Menegazzi alla scoperta della laguna. Un viaggio di paesaggi e cultura, ma anche di amicizia e inclusione. Ad attendere i ragazzi l'assessore Renato Boraso insieme al segretario generale dei musei civici. Insieme hanno consegnato una targa a Mirella Tuzzato. 2023 a Mirella Tuzzato, instancabile sostenitrice delle persone in difficoltà. Grazie per il tuo cuore senza confini. La città di Venezia, assessore Renato Boraso. Uno scambio di doni e poi la visita ai 3 musei civici veneziani e al termine l'ingresso alla Fenice. Ricordiamoci sempre che da soli non facciamo niente e insieme possiamo rivoluzionare questo mondo e ce n'è molto bisogno visto tutto quello che sta succedendo. Quindi ancora benvenuti e vedrete che sarà un'esperienza che ricorderete per lungo tempo. Un tuffo nella bellezza e nella cultura per oltre 200 ragazzi seguiti da insegnanti e accompagnatori. Hanno ricevuto per questo la spilla della Fenice. I ragazzi sono unici e ciascuno di loro ha la sua peculiarità, dobbiamo solo scoprirla e cercare di appunto coltivarla, no? Ecco, di ciascuno di loro, ecco, scoprire il talento. Un viaggio della scoperta per portare questi ragazzi oltre i confini dei luoghi che abitualmente frequentano. Inclusione vuol dire stare insieme con gli altri, divertirsi, stare in compagnia, ecco, è tutto questo. Un buon viaggio, un buon divertimento in gita e statevi bene. Grazie, bravissimo, bravissimo. Bravo Pecco, ciao. Grandissima Mirelluccia, al servizio di Anna De Roberto, in regia Francesco Cerone e Fabio Faliero. Grazie a tutti per essere stati con noi, per aver scelto Focus TG. Ci vediamo stasera alle 21:15 con il nostro talk. Buona giornata.